Il 9 aprile a Milano comincerà l'appello del processo Cosco. La prima sentenza ha condannato i 6 imputati all'ergastolo per aver contribuito all'omicidio di Lea Garofalo, testimone di giustizia. Lea ha deciso, per amore di sua figlia Denise, di rompere l'omertà della famiglia Cosco. Questo l'ha portata a scappare attraverso l'Italia intera e nel 2009 ad essere rapita nel centro di Milano e uccisa a Monza. La figlia Denise, ora 21enne, ha continuato la sua lotta testimoniando contro suo padre e gli altri imputati. Continuerà a farlo nel processo d'appello. Denise oggi vive sotto protezione in una località segreta. Il 21 giugno 2012 è stata sgomberata la palazzina di via Montello 6, occupata abusivamente dai Cosco. Fin dagli anni 70 si trovava sotto il controllo di famiglie di Petilia Policastro legate al clan di Stefano. L'edificio era la più longeva roccaforte milanese in cui spaccio, usura e racket si svolgevano alla luce del sole. I Cosco inoltre affittavano abusivamente gli appartamenti a famiglie di immigrati, soprattutto cinesi ed eritrei. Tutto questo è accaduto a Milano, sotto gli occhi di tutti per 30 anni, mentre cittadini e istituzioni negavano la presenza della mafia nella capitale dello sviluppo lombardo. È dovuta essere una donna, Lea, a sacrificarsi, rompere l'omertà e morire per risvegliare la città e restituire dignità a tutti noi. Denise oggi è la speranza che quella battaglia di emancipazione possa finalmente avere inizio.